Guardi, i primi che ho conosciuto è zio Mauro, che aveva al posto della casa una capanna, aveva un casottino, e poi zio Visano aveva una casettina piccolina lo stesso, non c'era altra gente, c'era qualche capanna, qualche pescatore, così. Zio Mauro le davo i pesci. Ma lui aveva già la taverna, lui? Aveva già la taverna? Sì. Mauro, già... Le davo i pesci, lui li cucinava e via. Zio Visano lo stesso. Mi ospitavano perché io davo i pesci. Che io non ne facevo niente di tutti quei pesci qui, capito? Poi i giorni festivi, agosto, settembre, questi di Riola, San Vero, mi aspettavano fuori come uscivano, la signora Vincenza, no? Poi figlia mia, movaglia, no? Piga di gusto. Veniva quell'altra, una babbo esigendia, piga di gusto. E li davo, e che mi dava una cosa. Li regalava? Li regalava? Sì, li regalavo, no, ne ho venduto, un po' l'ho venduto anche quando era troppo, però proprio per mettere la benzina. Capito, tutto lì. Ecco, parliamo dei pesci. Che pesci erano, come li pescava? Allora, il pesce scelto da me sono i saraghi. Potevo fare anche 50 saraghi in una mattina. Poi tutto l'altro, le mureni. E in particolare mi cercavo molto com'è che si chiama, non so, l'aragoste, che le cercavo a coppie proprio, e l'astice che ne ho preso uno che pesava 5 kg. Tutti presi pesca subacquea col fucile? Tutti pesche subacquea col fucile. Che allora erano fucili a molla, giusto? Tutti a molla. Il primo fucile che usavo io era 2 metri, 1,80 m. Poi mano a mano che gli anni passavano, allora c'era bisogno di un fucile corto per poter entrare in Tana, perché col fucile di 2 metri non potevi entrare, capito? A proposito di questo, oggi tutti i pescatori sub usano le mute subacquee. C'erano ancora? Allora, la muta subacquea che usavo io era aspirazione, e cioè io mettevo una canadese, prendevo il giubbotto, i pantaloni, facevo dum, poi la cintura, poi prendevi il terminale qui, aspirazione fatta a bocca, e portavo via tutta l'aria che c'era dentro, e si attaccava tutto. Però pericoloso, perché nell'arrocio, come entrava in Tana, se ti fai un taglietto si sgonfia l'aria che è un po' dentro, l'aspirazione, entra l'acqua, sei vestito e ti fa di peso, capito? Allora bisogna buttare la zavorra quando è così. Torniamo ai pesci, quindi questi pesci li andavano a zio Mauro, zio Peppe Visano, e loro cucinavano, veniva gente e sfruttavano un po' la bottiglia del vino e via dicendo, capito? E io mi restavo lì e godevo questa... tutta pescavo nulla. Che tipo di gente andava da zio Mauro? Capito? Allora, il movimento dei motori prima è come che tu andassi alla luna. Mi sentivo solo a vedere questo fondale, però mano a mano che aumentavano le imbarcazioni, i rumori, e il pesce, capito? Si allontana. Ecco, ma tu dove andavi? Andavi sotto costa, andavi in barca, in che zona pescavi? Io mi buttavo dalla spiaggia e andavo verso Sarchizza, Santa Caterina, tutta la costa, oppure mi facevo portare in macchina dalla peschiera. Mi portava a Isbenas, mi facevo portare in macchina lì, da lì veniva su Valloso, tutto pescando. I gatti li ho sempre visti lì, li ho sempre tenuti a fotostare. C'ho anche una foto io, da quanti ce n'erano gatti, ne ho preso 2 con la coda così, erano 2, e ce li ho così, tanto erano... E poi li rimettevo giù. Sempre i gatti. Dove io avevo la capanna a quell'ora
Io ce li avevo tutti lì, tutto. Ecco, quanti potevano essere più o meno? All'incirca una decina, 10, 12, come numero magari no, però quando mi vedevano venire io ce li avevo tutti addosso. Si mangiava lì e gli davo i pesci. Il gatto è l'unica cosa che è il pesce, capito? Siamo lì. E zio Mauro e zio Beppe Bisao davano da mangiare anche? Sì, ce li aveva lui anche nella casa. Quando non c'ero io andavano da zio Bisao, quando non c'era zio Bisao andavano da zio Mauro, capito? Però è sempre il fattore pesci. Era pieno. Zio Mauro aveva 8 oche, guarda, come altezza tra piedi e collo più di 1 metro. Fiantamanna, se sarà. Sì, oche grandissime, e quando era uno estraneo proprio, uno nuovo, li rincorreva. D'attaccante. Cercavano di beccarli. Ma è una cosa, è come che siano 8 cani da guardia. Quando vedevo uno che si avvicinava vicino alla casa allora le oche attaccavano, bestione così. Geppetto da Rigonotto? Geppetto lo ritenevo mio figlio. Di tutto. Ma tu con le bombole quindi non sei mai andato? Assolutamente. Me ne hanno regalato 2, ne ho vinto uno a Santa Caterina di grandissima profondità. Ma per scelta o per paura? No, la ritenevo, non lo so, è come che andassi al mercato a comprare i pesci con l'autorespiratore. No. Poco facile. Ma tu così senza autorespiratore fino a che profondità scendevi? Io allora, come inizialmente ho scelto Suballoso perché i pesci erano all'incirca sui 10 metri di profondità, però qualche cernia la prendevamo, non so, 18, 15, però il mio pescare proprio è entro i 10 metri. Raccontaci qualche pescata, le pescate più grosse che hai fatto, quanto potevano essere? Allora, dipende. Perché se prendi 2 cerni da 20 kg sono 40 kg, ma io tenevo al numero dei pesci. Io sono stato in Italia unico in una gara e ho preso 60 pesci in 6 ore. 10 all'ora. Perché io ritenevo la gara anche sul numero dei pesci, perché ogni pesce mi davano 300 punti. E questa gara dove si è svolta? A Santa Caterina. Ogni pesce mi davano 300 punti, 60 pesci, 3 per 6, 18, e sono 18 kg, più la pescata di 60 pesci, altri 25 kg aggiuntivi alla come si chiama, ai 18.000 punti, e superavo tutti, capito? Ero lì, avevano paura perché quelli cercavano il pesce grosso, capito? Ma cercare proprio la cernia, sì, prendevi una cernia e credevi che tu avessi vinto, però peso cernia 20 kg più 300 punti. Io invece 60 pesci, come numero di pesci ho superato quello lì che avevo preso la cernia. I ponzesi invece che tipo di pesca facevano? I ponzesi erano sulle aragoste. Fatto sta, i ponzesi mi dicevano a me: Vincenzo, se prendi i gronghi lasciali a noi, perché erano ghiotti dei gronghi loro, e noi ti diamo le aragoste fuori programma, diciamo, le piccole. E io quando prendevo i gronghi, come rientravano, le davo i gronghi e loro mi davano le aragoste in cambio. No scambio, sì. Capito? No. Ascolta, ma tu hai avuto anche una capanna, una baracca oltre che il casotto? Sì, avevo la capanna e il casotto. E questa capanna era tra me e un mio amico.
Cioè la dividevate in due? In due, esatto. Si cucinava lì, si mangiava lì, capito? Quindi avevi sempre molti ospiti qui in capanna? Io credo venivano apposta perché sapevano che dovevano mangiare i pesci, erano sicuri, capito? E poi passavi anche tutte le estati con la tua famiglia lì al mare? No, io facevo luglio, agosto e settembre. 3 mesi. Però non tutti i giorni. Non tutti i giorni. La famiglia magari la tenevo lì, mia moglie, i figli. Io venivo al ristorante, lavoravo e poi di sera andavo lì, poi tornavo e via dicendo. Poi il sabato entravo a pescare, domenica entravo a pescare. Quindi dovevi anche fare un po' di trasporto di acqua, di tutti i materiali che servivano? Ciò che mi ricordo è in via Figoli c'era una ghiacciaia che vendevano il ghiaccio e facevano le lastre del ghiaccio alte 1 metro. E le portavi fuori. E allora io andavo lì prima di andare, mi facevo tagliare mezza lastra di ghiaccio, me la tenevo in un sacco, la portavo lì, avevo fatto nella capanna un V su terra e mettevo il ghiaccio dentro e mettevo i pesci dentro e via dicendo. Quello è il mio frigorifero. Prima di fare la strada, com'era per arrivare? Strada bianca, forata dai carri, capito? Tutto bianco, fango e basta, non c'era niente assolutamente. Tu quando hai iniziato ad andare su Valloso che mezzi usavi? Come andavi su Valloso? Allora, io avevo un motorino, però sfruttavo io la situazione che lavoravo in un magazzino all'ingrosso e avevo un motocarro, un 500 cilindrata. Con questo motocarro io trasportavo tutto. Ma i primi anni che tu andavi a Suvelloso c'era ancora gente che andava con la carretta, con i cavalli? Tutte, carrette e cavalli, altra cosa non ce n'era. E quindi d'estate molti stavano lì col carro, con la carretta? Esatto, montavano lì, legavano la gallina e si tante cose papà. Cioè, le galline vive? Quelli che restavano 2 o 3 giorni lì, capito? Siamo lì. In definitiva, poi di questi anni che hai trascorso su Valloso, in giro per le coste dell'Oristanese, che ricordo hai? Hai nostalgia? No, c'è la soddisfazione di aver fatto tutto quello che ho fatto, che mi ha reso internamente valore, cuore, e mi è rimasto sempre questo di essere disponibile a tutto.